o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, te la linea. Grazie Natalia, oggi abbiamo un ospite che ci illustra un po' il Tibet visto dall'Italia, visto dall'Europa, perché è un'esperta di lingua e cultura tibetana. Adesso ci arriviamo. Vi dico che poi nella seconda parte un'altra donna è protagonista, perché oggi compie 80 anni Dori Ghezzi, una cantante che veramente secondo me è stata protagonista non solo di un'epoca, ma ha vissuto mille vite, e poi vi spiego perché. Non perché sia realmente troppo âgée, 80 anni oggi diciamo, è una seconda giovinezza, lo sanno tutti, i tempi sono cambiati, ma perché sicuramente Dori Ghezzi ha saputo interpretare anche diciamo assieme ad altre persone con cui ha condiviso del tempo, che poi vi diremo, molto, molto note e molto importanti, ha saputo interpretare al meglio, secondo me, un certo tipo di musica pop. Ma questo diciamo all'insegna di quel gusto che è tipico di questa trasmissione, che si intitola Cultura Popolare. Bene, allora, Elisa Gelmi, intanto ci sei? Se ci sei, batti un colpo, Elisa. Ci sono, ciao Andrea. Ciao, buongiorno. Benissimo. Allora, io generalmente ovviamente in questa trasmissione si parla per lo più di cultura popolare italiana, declinata in mille maniere, eccetera, eccetera. Però sicuramente se c'è un paese al mondo, se c'è un genius loci, un luogo insomma che è molto simpatico, interessante per mille motivi, da quelli religiosi per arrivare all'etnia, alla cultura, alle tradizioni, è sicuramente il Tibet. E quindi l'onore per me e per tutti noi che ci ascoltano è quello di sentire una persona che mi risulta essere in particolare dialogo con quel mondo lì del Tibet, grazie alla conoscenza, adesso ce lo dici tu, alla conoscenza della lingua, che è poi la cosa fondamentale. Dici pure tu quello che pensi, vero, più interessante del Tibet. Non c'è bisogno di risalire troppo indietro nella storia, non è questo che ti chiedo, ma siccome appunto sicuramente tu sei fra le persone protagoniste di questa intermediazione fra Italia e Tibet, conoscendo diversi personaggi, eccetera, raccontaci un po' tu, ecco, quello che ti viene in mente e che ti pare più interessante per degli ascoltatori che anche attraverso di me da sempre sono interessati a conoscere, a sapere di più, a confrontarsi con mille questioni. A te la parola, Elisa. Grazie Andrea. Allora, prima di tutto, grazie della presentazione, io non mi ritengo un'esperta, assolutamente. Sono una studiosa, questo sì, ma non esperta. Ci sono ben esperti, ben più di me. Quello che ti posso dire, guarda, del Tibet è che in realtà sembra tanto lontano, ma ce l'abbiamo tanto vicino. Io sono a Milano, qua in Italia ci sono tantissimi centri tibetani, in particolare qui a Milano c'è il centro Ghepeling, che è proprio un centro del Dalai Lama, e proprio ieri abbiamo avuto la fortuna che è arrivato un lama, un tulku, una reincarnazione tibetana, è arrivata proprio ieri a Milano, è un venerabile molto importante, è un lama proprio tibetano che starà qua solo una settimana, e quindi ecco, questo Tibet sembra così lontano, in realtà grazie a internet, grazie alla possibilità di viaggiare in maniera così semplice, anche in Italia, anche a Milano è possibile fare incontri speciali. Darà insegnamenti il prossimo weekend, tra l'altro. Ci sarà un'iniziazione, poi per chi vuole maggiori informazioni c'è il centro Ghepeling che vi può dare tutte le informazioni, ecco. Bene, sicuramente interessante. Ecco, sì, dici poi allora. è un'occasione, ecco, un'occasione perché è proprio un lama tibetano. E poi quello che ti posso dire, ma nella mia limitata esperienza, è che appunto qua a Milano abbiamo avuto la fortuna di avere il Dalai Lama tante volte, che è venuto in passato a dare insegnamenti,
e quindi ci siamo potuti avvicinare noi europei alla cultura tibetana grazie appunto a questi importanti lama che sono arrivati in Europa, grazie appunto alla possibilità di viaggiare più facilmente con gli aerei e ultimamente anche grazie a internet, no? Quindi è un po' come se la cultura tibetana sia arrivata a noi, più che noi andati in Tibet. Sai, 200 anni fa c'erano i primi esploratori del Tibet che appunto partivano dall'Europa per andare in Tibet, adesso è un po' la cultura tibetana che si è avvicinata all'Europa, all'America, così. Chiaro. Esatto, perfetto, è molto interessante, molto stimolante questo scambio di culture. Ecco, se veniamo alla lingua, la domanda prima che ti faccio, volevo sapere, ma la lingua tibetana, perché noi partiamo sempre da una posizione di ignoranza, per assurdo, di ignoranza assoluta in argomenti specifici. Allora, la lingua tibetana è una lingua autonoma, completamente diversa, che so, dal cinese o da altre lingue, che è quello che è la prima questione, cara Elisa. Sì, la lingua tibetana è una lingua a sé stante. Deriva dal sanscrito, è nata in Tibet. L'autore, il creatore della lingua di solito si dice che sia un certo Tommy Sambota nel VI-VII secolo. È nata per volontà dell'imperatore dell'epoca, che si chiamava Sonzen Zampo, che voleva che ci fosse una lingua scritta per poter tramandare la cultura, la tradizione del buddismo tantrico che era arrivato dall'India al Tibet. Quindi la lingua è stata proprio studiata a tavolino da questo Tommy Sambota, che fu mandato in India a imparare il sanscrito e a così inventarsi una lingua che fosse adeguata per mettere su carta quelli che erano gli insegnamenti del buddismo tibetano in Tibet. Quindi è una lingua a sé. Poi Certamente. Quello che ti posso anche dire è che in realtà è una lingua a sé, ma ci sono due lingue, c'è il tibetano scritto e c'è il tibetano parlato. E nonostante la scrittura sia la stessa, in realtà sono due lingue proprio completamente diverse. Chi sa il tibetano scritto non riesce a parlare e chi sa il tibetano parlato non riesce a leggere questi testi antichi. È un po' come se fosse il nostro italiano di 1000 anni fa, ecco, molto difficile da interpretare la parte scritta, ecco. Ma cambia proprio anche la grammatica, quindi. Però è una lingua ancora viva, assolutamente viva, parlata, anzi nei monasteri spesso ci sono monaci tibetani anche della mia età, di 40 anni, che non sanno parlare nessun'altra lingua se non che il tibetano. Quindi è anche difficile a volte comunicare se non sai il tibetano. Certamente. Ecco, e quindi per esempio una domanda che sorge spontanea, che sicuramente qualche nostro ascoltatore sta formulando in questo momento, è: ma allora per conoscere non significa seguire un po' tutta la linea religiosa, spirituale, no? Di forte raffinatezza mentale e spirituale tipica del lamaismo, occorre conoscere, è meglio conoscere la lingua tibetana? Sembra battute stupide, ma cerchiamo di capire meglio tutto il sistema, Elisa. È meglio conoscerla questa lingua o comunque sapere qualcosa? Ma in realtà no, non è assolutamente necessario, anzi spesso ci sono maestri che sconsigliano di mettersi a imparare questa lingua perché è molto difficile, e piuttosto consigliano di imparare i testi sacri, che ormai sono tradotti in inglese, si trova quasi tutto. In italiano ancora mancano tanti testi, manca la traduzione di tanti testi, però si trovano in inglese, quindi non è assolutamente necessario. Ma diciamo che è una lingua, se uno si mette a studiare il tibetano è più che altro per cercare di magari dialogare con monaci,
piuttosto che fare del dibattito, che è il metodo che viene utilizzato per studiare questo buddismo tibetano, è tutto sotto forma di dibattito. È una forma di studio a sé stante che non esiste in nessun'altra tradizione che io sappia. È il classico dibattito che fanno nei monasteri i monaci, nei cortili, quando uno si siede per terra, l'altro rimane in piedi, e dibattono su un argomento con delle formule verbali che sono fisse, ecco. Quindi è proprio un linguaggio a sé questo dibattito, quindi tutti i testi sacri sono sotto forma di dibattito, quindi in realtà il tibetano serve più per appunto poter leggere questi testi nella forma del dibattito oppure per dialogare con i monaci, ecco. Certo, però mi sembra di aver capito che tu, quando arriva un lama qua in Italia da noi, sei pronta a fare da intermediatrice, no? Cioè, se non ho capito male adesso, per essere precisi, cioè tu riesci un po' a fare magari o delle domande o a recepire delle risposte che vengono poi tradotte agli ascoltatori o a quelli che vogliono seguire in termini un pochino più raccolti e compassati il discorso, o sbaglio, Elisa? Allora, io non sono una traduttrice, un interprete ufficiale, ci sono interpreti che fanno quello di lavoro ufficialmente, certo. E comunque sì, riesco a dialogare assolutamente. E sì, è necessario un tibetano appunto per dialogare, quindi il tibetano parlato, che è diverso dal tibetano scritto, è proprio una lingua a sé. Quindi sì, spesso mi ritengo fortunata di poter parlare direttamente con questi maestri. Sì. Certamente, ma tu come hai fatto? Cioè, qual è il percorso che hai seguito nello studiare il tibetano? Così grosso modo, per capirci, no? Per curiosità, Elisa. Sì, ma guarda, all'inizio non è stato facile perché a Milano non ci sono scuole di tibetano, ma mi hanno detto che c'era tanti anni fa, ma adesso non c'è niente. L'unica università che al momento le uniche due forse università sono Padova e Venezia, al momento, Sì. e forse Napoli anche, io non sono sicura su Napoli, comunque, dove si studia il tibetano, ma il tibetano quello scritto. E poi per fortuna dal Covid in avanti adesso si trovano online corsi per studiare anche il tibetano parlato, perché altrimenti l'unica alternativa è quella proprio di andare in mezzo a tibetani, quindi nei centri profughi o dove ci sono monasteri e quindi dove puoi essere immerso proprio nella lingua H24. Quindi sì, io all'inizio mi arrangiavo con qualche libro, con qualche monaco che c'era qua al Ghepeling, qua al centro buddista, quindi così ho iniziato a imparare l'alfabeto per conto mio, le prime parole, eccetera. E poi mi sono informata su dove trovare qualche corso per approfondire, ecco. Però appunto a Milano ancora, magari in futuro, chi lo sa, al momento purtroppo non c'è niente di attivo. Benissimo. Allora, due filoni ancora vorrei approfondire. Il Dalai Lama è stato un personaggio straordinario perché è diventato un po' l'esempio così, non solo di un dialogatore di pace in senso lato, ma anche di un divulgatore di una religiosità che comunque, questo lo dico senza malizia, è stata molto legata anche al problema dell'autonomia del Tibet. Io non voglio forzare il discorso, questa è una trasmissione culturale, quindi assolutamente non politica, però è chiaro che il problema Tibet è stato, e in parte lo è ancora, un problema di rapporti con la Cina e con l'Asia, proprio nella misura in cui si trattava di recuperare quell'indipendenza culturale, linguistica, come dire, di corposità tradizionale che è tipica della zona, no? Cioè, tu come ti poni rispetto a questo discorso, per esempio, Elisa?
In che senso riguarda la figura del Dalai Lama? Sì, cioè come propugnatore anche di indipendenza, che è una parola che ha 10.000 significati, però sicuramente dal punto di vista occidentale significa anche reclamare una maggiore autonomia rispetto ai territori circostanti, no? O sbaglio, Elisa? Allora, guarda, Dalai Lama era la guida spirituale e anche la guida politica del Tibet, ok? Certo. Ha rinunciato al titolo di guida politica nel 2011, quindi 15 anni fa. Rimane la guida spirituale del buddismo tibetano di tutta l'Asia. Certo. Quindi io non l'ho sentito mai ufficialmente negli ultimi anni esprimersi sull'aspetto politico della questione. Certo, Il tutto è nelle mani del governo tibetano in esilio, che ha sede a Dharamsala, in India. E quindi la questione così è lasciata nelle mani della gestione del governo tibetano. E cosa si può dire? È una situazione molto complessa. Sai, il Dalai Lama più volte ha dichiarato negli ultimi insegnamenti che prima di morire tornerà in Tibet e che potrebbe far pensare che ci sia un riappacificamento, un'apertura da parte della Cina. Quindi staremo a vedere. L'anno scorso ha compiuto 90 anni, c'è stata una grande festa in tutta l'Asia. E staremo a vedere cosa succederà. Ovviamente non è facile interagire con il governo cinese, anche solo per i turisti, no? Andare in Tibet è diventato veramente impegnativo, ti fanno entrare con dei permessi speciali, poi devi avere con te sempre una guida turistica e un poliziotto cinese, non puoi avere sul cellulare nessuna foto del Dalai Lama, non puoi fare riferimenti al Dalai Lama mentre viaggi in Cina. Quindi comunque c'è questa chiusura dalla parte della Cina ancora adesso, al dialogo. Quindi non è facile fare previsioni. Chiaro. Ecco, l'altro aspetto riguarda più la spiritualità anche in chiave di filosofia e religione orientale. Chi sarà il successore del Dalai Lama? No? Ci si chiede. Cioè, ci sarà una persona che ufficialmente, io vado a tentoni perché tu sei molto più esperta di me, ufficialmente sarà il nuovo Dalai Lama oppure no? Ecco, cioè, scusa, partiamo sempre dall'ignoranza assoluta perché si finge a volte da noi di sapere tutto, ma non è vero. Ecco, quindi tu sei la persona giusta che qualcosa può dirci a questo proposito, Elisa. Ma guarda, io ti posso dire quello che ho sentito. Adesso, sì. Gli ultimi insegnamenti che ha fatto Sua Santità il Dalai Lama, ha dichiarato che a quanto pare da previsioni fatte dagli oracoli tibetani, i suoi oracoli personali, lui vivrà fino a 113 anni. Quindi ovviamente siamo tutti molto contenti, adesso ha 90 anni, quindi questo vuol dire altri 23 anni. E poi per quanto riguarda il futuro, si vedrà dopo, non si può sapere prima, perché la figura del Dalai Lama viene trovata su reincarnazioni, no? C'è questo concetto fondamentale nel buddismo che riguarda le reincarnazioni. Quindi cosa vuol dire? Che dopo che una persona è morta si ritrova la sua reincarnazione, quindi si reincarna in un essere vivente che poi viene riconosciuto all'età di 2, 3, 4 anni da bambino. Quindi non possiamo fare previsioni, non sappiamo niente adesso. Quello che diciamo il mondo buddista tibetano spera è che non venga poi catturato dai cinesi, perché purtroppo ci sono stati casi come il Panchen Lama, questo giovane lama che fu catturato dai cinesi e di cui non si sa più niente. Quindi è difficile fare previsioni. Chiaro. Ecco, poi questa finestra apre
ha tutto diciamo, una riflessione sulla filosofia orientale. Io sempre, voglio dire, nelle mie trasmissioni che conduco in questa radio da moltissimi anni, ho cercato di far capire che la conoscenza del mondo orientale non stride magari con alcune convinzioni tipiche del mondo occidentale, sia in chiave filosofica sia in chiave religiosa, no? Perché è giusto e bello. Io sono un propugnatore, per esempio, dell'ora di religione a scuola che divenga storia delle religioni. Non capisco perché, cioè, viviamo in un mondo oramai dove non il dialogo forzato, ma prima di tutto la conoscenza dei vari mondi va accostata e confrontata, indipendentemente dalle proprie convinzioni personali e mantenendo, certo, quel tipo di educazione che ciascuno di noi ha ricevuto. Io ho avuto un'educazione cristiana, non è che mi possa cambiare il mio status mentale, però è molto giusto e molto bello conoscere tutto questo mondo orientale nelle varie sfumature, eccetera, eccetera, e quindi è giusto conoscere anche il concetto di karma, di dharma, eccetera, eccetera. Ecco, questo poi dopo si ricollega a sua volta con un esoterismo di qualità, che non è il cattivo esoterismo stupido dell'andare a cercare dei misteri che in qualche modo possono poi portare a delle visioni che la gente che non capisce si chiama stregonesche o robe di questo genere. Cioè, sto parlando terra a terra, sempre in funzione di quel discorso che dicevo prima. Quindi io ti ringrazio, Elisa, appunto, di questi interessantissimi argomenti che hai portato. Il Tibet, chissà mai che qualche nostro ascoltatore comunque, oltre ad andare ad ascoltare i lama che vengono qui, è vero, accolti anche da te, ma addirittura riesca ad andare effettivamente in Tibet. Penso che di rivolgermi soprattutto ai giovani, perché le persone âgée, ma sarà difficile che si mettano in barca per modo di dire, insomma, in aereo per arrivare fino a là. Comunque noi sappiamo che questo mondo esiste, tra l'altro incastonato in montagne altissime, quindi quasi un dialogo col cielo. Siamo fra le più alte montagne del mondo. Questo è significativo, è metaforicamente significativo, perché c'è proprio, come dire, una pourparlers diretto con le forze più spirituali, no, dell'universo. Quindi io ti ringrazio, nel senso che sono argomentazioni, sono sfondi, sono plafond, palinsesti che comunque vanno conosciuti. Non si può vivere in un mondo senza sapere, non dico chi sta vicino a noi, ma chi sta anche lontano e ha un certo modo di fare. Ci ricordi per ultimo l'appuntamento che hai detto, dove, con il lama che sta per arrivare? Scusa Elisa, perdonami. Sì. Allora, sarà sabato 4 e domenica 5 aprile, il pomeriggio, meglio essere lì alle 2, e il centro si chiama Gepelling, è in via Euclide 17 a Milano, una fermata Villa San Giovanni. Sì. Bello, siccome io non credo al caso, penso che via Euclide, che è stato un grandissimo Euclide, per me non era solo un matematico, era un filosofo della matematica, quindi in qualche modo spiritualista anche lui. Il caso non esiste, questo è lo slogan della mia trasmissione, il caso non esiste. E a proposito, ultima cosa, io, se a te non dispiace, vorrei ricordare il fatto che chi volesse, ovviamente i nostri ascoltatori sono tutti discreti e non preoccuparti, cioè, da questo punto di vista, chi volesse conoscerti, perché sei comunque una persona di grande cultura e di grande sensibilità, può andare, lo possiamo dire, no, lo chiedo, se no vabbè, lasciamo perdere, perché tu sei anche animatrice di un negozio curiosissimo che si trova a Sesto San Giovanni, o sbaglio, Elisa? Sì. Si chiama Biosballo a Sesto San Giovanni. Lo ripeto io, Biosballo, all'uscita mi sembra esatta della metro di Sesto Rondò, Esatto. O sbaglio? Sì. Ecco. Sì, lì che cosa si trova a Biosballo, Elisa? Chi volesse venire lì, magari anche dal centro di Milano, dalla Lombardia, chi è che trova, che cosa trova lì dentro da te a Biosballo, Elisa?
Abbiamo prodotti biologici, principalmente fornitori, produttori italiani e piccole aziende. Cerchiamo di sostenere il piccolo artigianato, i piccoli produttori di legumi, verdure, cereali italiani. Lavoriamo con piccoli, la maggior parte delle cose le vendiamo sballate, da cui il nome Biosballo, e cerchiamo più possibile di, per quello che si può, fare una goccia in questo salvaguardare da evitare di usare la plastica il più possibile, e quindi la gente può venire col proprio contenitore in negozio a ricaricare e prendere i prodotti. Benissimo, fantastico. E chi vuole ritornare alla natura nel senso buono, insomma, avere una materia prima veramente che possa, penso, io non sono un esperto, so dei tuoi contatti anche con illustri, diciamo, medici o esperti di medicina, chiamata generalmente alternativa, brutta parola che sembra chissà che, ma sicuramente è fatta ed è studiata con grande attenzione, e quello che tu proponi lì a Sesto è sicuramente qualcosa che può migliorare la nostra salute e via dicendo. Adesso la puntata non è dedicata a questo, però ci tenevo anche a dire questo, come ci tengo a dire per ultimo che l'antica origine tua, attraverso tuo padre, è Camuna, no? O sbaglio? Cioè dell'alta Val Camonica. Che c'è nel sangue o le montagne, sì. Fantastico. Quindi un'affinità elettiva fra gli altri altissimi monti della Val Camonica, dell'alta Val Camonica, no? E perché appunto siamo proprio quasi ai confini con la Valtellina da una parte, col Trentino dall'altra, quindi quei monti lì che comunicano, ecco, per affinità elettiva con gli altri monti. Che meraviglia. Elisa, grazie di esistere, Elisa. Ecco, va bene, allora io ti ringrazio, qui finisce anche la nostra prima parte. E quindi ricordo appunto Biosballo, ma c'è un vicolo lì, c'è un vicolo che ha un nome all'uscita di Rondò, ma l'esatto indirizzo com'è di Biosballo? Scusa Lisa. Via Marconi. Via Marconi, quindi chiedete di Via Marconi, dov'è Via Marconi, ma è lì all'uscita da Sesto Rondò e la trovate. Sì, è lì all'uscita. Sì. È fantastico. Grazie ancora, Elisa, grazie mille. E chiudiamo la prima parte grazie alla regista che ci dà il break. A dopo, un abbraccio a tutti, a dopo. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie, passiamo da una donna a un'altra donna. Del resto il lunedì è un po' il giorno della luna, no? Quindi sicuramente la luna è il simbolo della femminilità. L'altra donna si chiama Dori Ghezzi. Io non so se oggi un'altra emittente
si stia dedicando all'80° compleanno di Dori Ghezzi, non lo so. Non ci giurerei, non posso, seguo, mi vergogno, chiedo vegna anche ai nostri direttori, seguo tutte le radio durante il giorno lavorando, chiaramente non è che faccia solo quello, e però finora non ho sentito quasi nulla, ecco, se non citazioni epidermiche, per cui sono orgoglioso a questo punto di essere fra i pochissimi conduttori radiofonici che dedica 20 minuti alla nostra cara Dori Ghezzi. Dori Ghezzi è stata, ma lo è ancora naturalmente, e le auguriamo altri 80 anni, è una cantante molto importante, è una cantante lombarda, è una cantante insubre. Nacque infatti il 30 marzo del 46 a Lentate sul Seveso, Brianza, Alta Brianza Ovest, Lentate sul Seveso. E il fiume Seveso, ricordo così per geografia, visto che a scuola non si fa più, che i fiumi della Brianza sono il Seveso, il Lambro e l'Adda. Comunque lì nacque questo fenomeno umano chiamato Dori Ghezzi. Dori Ghezzi ha vissuto 1000 vite, un po' come vi dicevo sabato scorso, le 1000 spade di Damocle di Gino Paoli, due personaggi radicalmente diversi naturalmente per tantissimi motivi. Però noi dobbiamo considerare cronologicamente le varie età vissute da Dori e attraverso anche le canzoni che lei ha cantato nel tempo, perché nella prima fase che ha permesso a lei di essere riconosciuta aveva 20 anni, poco più, siamo nei meravigliosi anni 60. È stata la fase comunque in solitudine, dico in solitudine perché poi sicuramente lavorerà anche in coppia, ma in solitudine non perché comunque si trattava di fare uno sforzo, le veniva naturale per un dono di natura della voce che io trovo bellissima di Dori e poi anche perché lei aveva espresso a quel tempo attraverso le sue canzoni una femminilità anche veramente interessante. Vedete, questa non è una trasmissione di nostalgia, non vuole essere, perché io cerco sempre di guardare anche all'attualità e capisco, avete sentito il mio commento al Festival di Sanremo, capisco anche le ragioni dei giovani, dei giovanissimi, che ovviamente sono lontani anni luce dalle canzoni di allora. Però il recuperare con la memoria quello che è avvenuto nel mondo dei suoni pop è molto importante, è molto interessante. E le prime canzoni di Dori, Vola via e non si finisce mai, Piccole donne, Manchi solo tu, Buongiorno, sono state sicuramente canzoni che hanno, e poi il grande successo a cui arriviamo adesso, di fine anni 60, sono state canzoni che hanno fatto intendere quali erano le qualità intrinseche di Dori, una voce dolcissima, una voce in grado di comunicare una sensibilità interiore straordinaria. Io ricordo, perché quei ricordi che ci sono stati da bambino, da ragazzino non vanno via più, che qualcuno stabilì un confronto con un'altra ragazza di allora del Lombardo-Veneto, una ragazza veneziana, e il confronto era quanto mai stimolante e interessante. Ovviamente sto parlando di Patti Pravo, che poi uno pseudonimo naturalmente, comunque colei che per prima, diciamo, avanzò proprio alla fine degli anni 60 urli di dolore a favore di una visione femminista del mondo,
venne in qualche modo confrontata alla nostra alla nostra, nel senso, qui non c'è proprietà privata, nel senso che siamo lombardi, non dobbiamo nasconderlo, ci sentiamo padani, italiani e, come avete sentito prima, cittadini anche del mondo, non in senso mondialista, ma in senso, quindi non diciamo con visioni dalle egalité, fraternité, liberté di sicuro, ma con la coscienza della vera libertà. E allora stavo dicendo, la ragazza di Lentate ha delle somiglianze con la Nicoletta veneziana, perché tutte e due sono del segno dell'Ariete, c'è un segno che sicuramente le dà loro una grinta notevole, ma la declinazione della questione femminile è un po' diversa. Non che Dori nelle sue canzoni, perché guardate, bisogna sempre stare attenti ai testi. Certamente la musica è musica, quindi il testo deve essere valorizzato col ritmo, l'ho detto 10.000 volte, però anche i testi della canzone sono significativi, che vengono scelti e vengono cantati. Quindi ci sono delle canzoni di Dori che diciamo possono effettivamente in quel periodo poi rilanciate anche in età più matura, che possono essere significative da questo punto di vista. Mi viene in mente soprattutto Piccole donne, dove Dori tratta il problema del modo con cui appunto il sesso femminile deve farsi largo nel mondo, e quindi in qualche modo deve conquistarsi a fatica la propria libertà. Ci sta, diciamo proprio, se mi permettete, ma con grande amore per il mondo veneto, Venezia risorga Venezia. E la differenza fra il temperamento veneziano, che è più focoso, se mi permettete, e il temperamento lombardo, insubre, brianzolo, ben incarnato da Dori, che è più sottinteso, ammiccante e in qualche modo più profondo dal punto di vista della sensibilità interiore. Non è un merito, anzi a volte è una zavorra questa, ma c'è comunque chi ha voluto dare questo confronto, che poi si è risolto nella realtà con maggiore fama per Patti, Nicoletta Patti, ma anche un grande successo a cui appunto stavo arrivando, che è Casa Ciocca. Perché Casa Ciocca ha avuto successo e ha avuto successo Casa Ciocca, il ballo della steppa? Perché ha avuto successo con Dori? Ma perché Dori in qualche modo era, e qui 2-1 rispetto a Patti, pur adorabile, era più internazionale paradossalmente, cioè era più in contatto col resto del mondo. Adesso lo vedremo bene nelle sue varie fasi della vita, cerco di sintetizzare perché il tempo passa tiranno. Ma Casa Ciocca, il ballo della steppa, è anche il rapporto con quel mondo russo che lei sentiva dentro come affine Dori. E penso che appunto, guardate, poi noi 10 anni fa siamo stati come Arte Nord anche in Russia, e quando io ho sentito in un locale folk di Mosca la stessa canzone in versione russa, ho perso la testa perché è uno dei ritmi più eclatanti dell'universo. Però appunto in qualche modo la sensibilità della nostra Dori non era esattamente quella dell'altra persona. E poi Vola via, che è un testo basato su la necessità da parte della donna di recuperare una libertà che non è riottosa, stiosa come quella che adesso noi vediamo, è anche la capacità di recuperare quel silenzio e quella dignità. E ancora, e non si finisce mai, l'abbiamo citato, quando
Dori canta una canzone d'amore, Manchi solo tu, non è mai troppo, non si abbandona mai troppo alla sensualità, ma cerca di capire qual è la vera affinità spirituale. Ma questa è solo la prima fase della sua vita. C'è l'incontro con Wes, siamo negli anni 70. È un incontro straordinario, si badi bene. Per certi aspetti ricorda anche l'incontro tra Gino Paoli e Ornella Vanoni. I due non si mettono assieme, non c'è nessun rapporto carnale fra Dori e Wes. Chi era Wes? Era quel magnifico, bellissimo mulatto che cantava assieme a lei canzoni che hanno avuto un enorme successo, come Un corpo e un'anima. Citandole, no, così a volo d'uccello, non ci lasceremo mai. Ecco, quel neoromanticismo che poi stamattina abbiamo sentito anche attraverso la proposta che ci ha fatto Sammy di Mal, Pensiero d'amore. Quel neoromanticismo secondo me non era casuale e coglieva in quella versione pop, quindi fortemente popolare degli anni 70, la necessità, è vero, di aprirsi al mondo. Ne parlavamo poco fa con Elisa Gelbi, di aprirsi al mondo, ma non, come dire, con la volontà di stabilire, no, delle misure o delle sfide fra persone appartenenti ad etnie diverse. E sicuramente, perché negarlo, fu anche un'operazione commerciale, non siamo stupidi, però effettivamente conquistò moltissimo l'idea, perdonatemi, non è una battuta stupida, scema o volgare, del cappuccino, l'idea appunto di come due colori, pensate alla meravigliosa chioma bionda di Dori, stupefacente, e appunto come dire all'estetica di Wes. Ecco, pensate come questo connubio fosse riuscito a far breccia nel cuore delle persone, appunto, nonostante appunto non ci fosse un amore reale. Tanto vi dico che Wes si innamorò di un'altra donna italiana, per certi aspetti diversissima da Dori, ed era Silvia Dionisio, la protagonista femminile di Amici miei. Ecco, Silvia Dionisio, sexy, conturbante, piena di enigmi anche sul futuro della cinematografia, no? E quindi tutto questo poi ci riconduce ad intrecci di colori, di sensibilità, di suoni, di sketch cinematografici che comunque nella nostra mente si intrecciano, si abbracciano e si riscompigliano, perché questo è il senso della cultura popolare, il ricordo anche appunto delle sensazioni che abbiamo vissuto fino a prova contraria. Ma il rapporto canoro, il rapporto professionale di grandissimo successo con Wes finisce. Lei incontra Dori, sì che lo sapete, dai, Fabrizio De André, Faber, uno dei più grandi cantautori in lingua italiana. È un colpo di fulmine. Faber non avrebbe mai pensato che nella fauna, scherzo come battuta pop, canora del nord esistesse qualcuno che poteva sbalordirlo, poteva stordirlo, ma è avvenuto così. Lui, Faber, l'autore già di, siamo a metà degli anni 70, sono passati 50 anni, l'autore già di tante canzoni di enorme successo, cantate anche da Mina per esempio, ma comunque elaboratore di testi di tradizione, di recupero appunto e di rapporto anche forte con la dimensione dialettale.
c'è questo incontro fra due dolcezze, secondo me, perché poi nella realtà Fabrizio De André non era simpaticissimo, ma era una maschera. Oggi ho sentito parlare in questa radio anche di maschera. Bene, sono contento, perché questa radio deve sempre giocare sui simboli, non è solo realtà banale, è anche rielaborazione di simboli. E sicuramente quel modo di fare un po' scostante che aveva Faber nascondeva una sensibilità profondissima che ben si adeguò alle esigenze di quella di Dori, e nacque una delle più belle storie d'amore dell'epica contemporanea. Esiste un'epica contemporanea. Sì, sento qualcuno che mi dice: ma Rognoni, ma che cazzo vuoi confrontarti rispetto a quella che è la classicità? No, non è vero. Noi abbiamo vissuto un mondo anche di miti e di eroi contemporanei. Non banalizziamo la nostra vita. Siamo noi stessi dentro un mito. La nostra vita non è solo cruda realtà, è anche mito. E quella storia è impressionante perché contiene una tragedia. Furono rapiti. Siamo alla fine degli anni 70, in un contesto politico-militare complicatissimo, anche all'inizio di un riflusso del privato. E poi siamo anche in Sardegna nell'epoca dei sequestri spaventosi perpetrati da personaggi che conosciamo, che venivano chiamati banditi, ma ecco, lì c'è qualcosa di più, c'è proprio un assalto al mondo di quelli che allora si consideravano VIP, e che VIP rispetto ai VIP di oggi, certamente. Sono nella loro tenuta sarda, che esiste ancora. Sappiamo che Dori va in Sardegna poi d'estate per continuare in qualche modo a gestirla, e lì vengono rapiti. È una pagina di cronaca impressionante, che riesce a battere per numerosi giorni, nell'estate del 79, tutte le altre notizie che arrivavano dall'Italia e dal mondo. Ore di apprensione, di attesa. La coppia viene trattata in quella maniera in cui si trattavano le persone allora, nel bene e nel male, ma poi alla fine c'è la liberazione. E qui sicuramente questa piccola tragedia, che poteva finire molto male, accresce la fama stessa di Faber e di Dori, anche perché durante quel periodo in realtà collaborarono anche, seppur minimamente, con alcune canzoni anche quindi sul piano musicale. Era un'affinità certamente anche di suoni, di sensibilità canore, di sfondi, di risonanze, ma era anche e soprattutto quell'esempio di coppia che quasi il rotocalco ha paura ad affrontare per il valore intrinseco di entrambe. E poi ancora diversi anni dopo questo episodio d'amore vissuti appunto con De André, e siamo verso la fine degli anni 90. Faber si ammala, Faber vive una situazione di decadenza fisica, Faber muore, siamo nel 99. È la fine di un'altra epoca per Dori, tristissima questa fine, è la fine del secolo, è la fine metaforicamente di un secolo che ha dato tanto ed è finito togliendoci quel tanto. Questo è un esempio soltanto, verrebbe in mente la guerra in Bosnia, verrebbe in mente, avete sentito stamattina Kainarka che ci propone saggiamente per domani, mi sembra, tutta la verità sui cecchini che andavano a Sarajevo. Quindi
impressionante quella fine di secolo proprio, che cosa non accadde. Ma ecco, a livello personale è l'inizio di un'altra epoca che porterà anche ad altre risoluzioni. Intanto la nostra Dori riappare a Sanremo ancora nei tempi d'oro con Faber, con Margherita non lo sa. Margherita non lo sa è un altro pezzo stupendo che fa il paio come è successo con Casacioc. È una Dori più matura, è una Dori che racconta una favola, forse per apprendistato morale anche rispetto a Faber, ma una favola che certamente, già il nome stesso ce lo dice, parte da una dimensione floreale per arrivare a una forte riflessione sulla vita. Le canzoni di Dori non sono mai stupide, epidermiche, non sono mai, come dire, dei ritmi stupidi da cantare, neppure Casacioc, che pure appunto io cantavo in classe, stonatissimo come sono, assieme ai miei ragazzi quando parlavo della storia russa. Ma poi Margherita non lo sa è anche la prospettiva di una nuova visione della femminilità che ci conduce appunto a capire e a comprendere quella che sarà la donna del terzo millennio. E dopo? Io ho il piacere di vederla, di sentirla, Dori, in una conferenza con Fernanda Pivano alla Villa Durazzo di Santa Margherita. Sapete, Santa Margherita è piena di bellissime ville e la Villa Durazzo è la perla assoluta. Lì, siamo nel 2008, arriva a tenere una conferenza assieme a Fernanda Pivano, ancora vivente per pochi anni, perché poi Fernanda Pivano, colei che ha tradotto tutti i grandi scrittori anche beat dell'America degli anni 60-70, si assiste, chi era lì ha assistito a un abbraccio fra Fernanda Pivano e Dori Ghezzi, due donne, al di là delle loro idee, dei loro gusti anche politici, davvero straordinarie. Ma non è finita, perché c'è un terzo uomo e soprattutto c'è la fine di un percorso. Cosa vi dicevo prima? Questo afflato internazionale. Wes era americano, era un mulatto degli States. Il nostro Faber era genovese, gli ha aperto le porte del Mediterraneo conducendolo in Sardegna, terra che lei ama ancora molto. Ma la nostra è ritornata in Brianza. Sembra l'Odissea, no? La nostra è ritornata in Brianza a recuperare i valori, così magari come Elisa Gelmi tornerà nell'Alta Val Camonica a riguardare le sue montagne, da dove è venuta. La Dori è ritornata in Brianza perché? Perché si è messa a cantare con Morgan, niente po' di meno. Morgan, che è stato il mio vicino di casa qua a Monza per tantissimi anni. Quindi praticamente Wes America, Faber Mediterraneo e adesso Storia di Marinella, il recupero di una canzone, forse la maggior canzone di successo di Faber, che viene rilanciata in una nuova versione da terzo millennio assieme a Morgan è di Monza, Lady Lentate. La Brianza si rifà sentire in tutta la sua forza. Settimana di Pasqua, che abbiamo detto il lunedì, domani martedì, si arriva giovedì santo, tantissime le manifestazioni, ricordo a Sordevolo la Sacra Rappresentazione nel Biellese, che è una delle più belle, ma ne abbiamo già parlato tantissimo. Vi ho spiegato anche il significato simbolico della Pasqua e qui non voglio ritornare per forza. Certo, una piccola riflessione è per forza doverosa. Il Santo Sepolcro, lasciamo perdere la vicenda strettamente politica e geopolitica, non voglio dire la mia, l'ha già detto il nostro direttore oggi magnificamente. Allora, il problema qual è? Io penso sempre al significato nascosto delle cose. Il Santo Sepolcro non si può venire. Gesù tace. Siamo in un momento di smarrimento. La figura di Gesù si è persa. Altro che mito.
altro che religione. Le religioni vanno confrontate, lo dicevamo prima, ma le religioni devono continuare a vivere nella loro dignità e nei loro luoghi. Esiste un luogo sacro nel Tibet, parlavamo con Zecchi qualche mese fa che c'è un luogo sacro cristiano perfino in India, e allora il Santo Sepolcro deve ritornare a vivere naturalmente. Non si può sentire che sia chiuso, no? Perché lì è la fonte di quell'energia che guida l'umanità, una parte di umanità si intende, verso quel riscatto che alla fine tutti quanti desideriamo. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga Venezia per sempre. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore